buongiorno a tutti. E dopo la serie storica su Napoleone, approfittando appunto dell'ispirazione che mi ha fornito il bellissimo video di Luca Esposito in cui parla di Gioacchino Greco, non farò una serie ma un piccolo video storico di forse del più grande giocatore italiano di tutti i tempi, che probabilmente nella sua epoca è stato il miglior giocatore del mondo, che è Gioacchino Greco. Forse è stato il più grande talento di tutti i tempi perché nel 1620, cioè 400 anni fa, più di 400 anni fa, Gioacchino Greco aveva compilato appunto dei manoscritti in cui parlava delle sue partite di scacchi, aveva un livello di gioco incredibile per l'epoca, un livello di gioco incredibile e conosceva tutti i tranelli di apertura in cui ancora oggi molti giocatori cascano. Tra l'altro, alcuni dei tranelli in apertura che ha giocato prendono il suo nome e sono tranelli in cui possono cascare i vostri stessi avversari nelle partite. Tra l'altro in video precedenti che avevo fatto appunto con l'account Mosse Divertenti ho vinto proprio con dei trucchi di Gioacchino Greco che oggi vedremo insieme, trucchi ideati nel lontano 1620. Innanzitutto, come nel suo bellissimo video ci ha insegnato Luca Esposito, e Gioacchino Greco è stato il primo a diventare il dono greco, che è questa posizione che ha giocato nel 1620, dove ha scoperto che il bianco ha un attacco decisivo con il sacrificio alfiere per H7, seguita da cavallo G5 e donna H5, che è un attacco decisivo. Per non essere ridondanti, non farò vedere nuovamente questo esempio, ma dico solo la curiosità che il nome di questo sacrificio prende appunto il nome da questo giocatore, ma per esempio in alcune lingue, come nelle poche lingue che conosco straniere come l'inglese e lo spagnolo, in inglese si dice The Greek Gift, che è una traduzione sbagliatissima. In spagnolo si dice il don griego e è una traduzione sbagliata perché loro pensano che sia greco come aggettivo e continuano a dirlo male. The Greek Gift dovrebbe essere The Greco Gift. E in spagnolo il don greco dovrebbe essere il don greco, perché il nome non si può tradurre. Quindi questo sacrificio che deriva dal, dal nostro miglior giocatore di sempre, in realtà loro pensano che venga dalla Grecia, che sembra il cavallo di Troia, che in realtà poi non è un sacrificio del cavallo, è un sacrificio dell'alfiere, quindi non c'entra nulla. Capisco se fosse un sacrificio di cavallo, che potrebbe essere il cavallo di Troia, ma è un sacrificio d'alfiere, quindi non ha nulla a che vedere appunto col fatto che viene dalla Grecia, ma viene appunto dal nostro grandissimo giocatore e tutte le traduzioni sono sbagliate. Va bene, comunque torniamo a noi e vediamo tutti i trucchi ideati da questo grandissimo giocatore, a parte appunto il dono greco che è già stato spiegato in un video precedente. Allora, prendiamo il gambetto di donna. A questo punto, Gioacchino Greco 400 anni fa aveva anticipato che Netflix quest'anno, qualche mese fa, avrebbe prodotto la serie The Queen's Gambit, il gambetto di donna, e nel lontano 1620 anticipa la serie, gioca a C4. Ecco, diciamo che i giocatori dell'epoca erano piuttosto materialistici. E il gambetto di donna si chiama gambetto perché il pedone è in presa, ma non è un vero e proprio gambetto. E Greco ce lo dimostra. Questo trucco molti lo conoscono, ma non sanno che è del 1620. Dopo D per C4, Greco giocò E3, il suo avversario giocò B5, ma ogni tentativo di mantenere il pedone porta al disastro. Il bianco gioca A4. Ora, in caso di V per A4, casca a C4, poi casca anche A4, e il nero vuole mantenere la sua catena di pedoni, ma dopo A6, A per B5, il nero perde un pedone, non si può ricatturare per via dell'inchiodatura, poi il bianco ricatturerà C4 e il bianco da un pedone in meno avrà un pedone in più, quindi un piccolo problema per il nero. Allora il nero vuole appunto
avere tutto dalla posizione, ma non si può, come non si può avere tutto dalla vita, non si può avere tutto neanche dalla posizione. Dopo A4 il nero gioca C6, dopo A per B, C per B5, donna F3, ops, e la torre cade. Quindi già nel 1620 Gioacchino Greco ci mostra che il gambetto di donna in realtà non è un gambetto, è uno pseudo gambetto. Se il nero vuole tenere il pedone, questo lo porta a una sconfitta rapida. Vediamo. Contro E4 B6 la difesa Owen, Gioacchino Greco aveva lavorato un trucco. D4 alfiere B7 alfiere D3, ora il nero sembra che inchiodi il pedone E per via della pressione su questa diagonale, sembra che possa giocare F5. Ahimè, il bianco può ignorare il tutto e per F5. Penso che con l'account mosse divertenti devo aver vinto una partita con un trucco più o meno simile. Il nero cattura in G2 e a questo punto donna H5. Donna H5 distruggendo le difese nere. G6, F per G6. Ora qua alfiere G7 è una mossa un po' più resistente, ma perde comunque e si può facilmente verificare con qualunque motore d'analisi. Chi ha voglia può analizzare un po', questa mossa conduce a una sconfitta inevitabile comunque. E il nero ha giocato cavallo F6 attaccando la donna, ecco qua si potrebbe, forse G7 potrebbe vincere, ma qua Greco vince in bellezza. G per H7, scacco di scoperta, cavallo per H5, alfiere G6. E il nero di nuovo perde. Quindi Greco ci fa vedere un bellissimo trucco con cui ancora oggi si vincono partite contro la Owen. Adesso vediamo i 4. E4 e 5, cavallo F3. Ecco, vi avevo detto una volta che facciamo vedere una partita che F6 non va bene. F6 è bruttissima qui, si indebolisce questa diagonale e fu Greco il primo a dimostrarlo. E vinse una partita appunto con un'analisi che avevo già fatto vedere precedentemente. Su G6 c'è un attacco doppio e il suo avversario greco ha giocato Re 7, donna per, scacco, tutti i pezzi si uniscono all'attacco, Re G6, donna F5, Re H6, ora bisogna portare altri pezzi all'attacco, l'alfiere. G5, ora bisogna portare la torre in attacco. E si vuole aprire tutto, si vuole guadagnare la donna, il re prova a scappare, è matto. Un'altra vittoria di Greco, sempre nel 1620. Non sappiamo i nomi dei nostri, degli avversari di Greco perché non ci sono stati tramandati, però ha giocato contro i migliori maestri dell'epoca. E dopo E4 e 5, cavallo F3, cavallo C6, ok, non erano queste le partite contro i migliori maestri dell'epoca, queste sono le partite dove ha sfoderato dei trucchi di apertura che sono ancora contemporanei, poi ha anche battuto i migliori maestri dell'epoca. Ecco qua, Greco ha giocato alfiere C4. E perché questa apertura si chiama italiana? Ma perché la giocava Gioacchino Greco, detto il calabrese. Gioacchino Greco, il calabrese, già nel 1620 giocava alfiere C4 ed è per questo che è stata tramandata come l'apertura italiana. Ecco qua, su cavallo F6, il tanto attuale attacco fegatello è stato inventato sempre da Greco. Cavallo G5, attaccando il pedone. Ecco, a questo punto che è uno dei problemi di iniziare con cavallo F6 rispetto al fiere C5. Fiere C5 evita l'attacco fegatello, perché se il bianco prova a fare l'attacco fegatello adesso, il nero può già arroccare, non ci sono problemi. Ma dopo all'F6 cavallo G5 il nero non ha tempo di arroccare perché c'è l'alfiere che è ingombrante. E ora D5 unica mossa e per D5, ecco, ora si sa che il miglior tentativo è giocare cavallo A5, un sacrificio di pedone molto complesso con quintali di teoria da studiare, cioè c'è una teoria di moltissime mosse, ma è di moda ora questa variante, teoria che ora non mi ricordo perché la mia memoria mi sta tradendo recentemente, e cioè no, ok, mi ricordo un po', però il problema è che mi ricordo fin dove inizia la teoria, il problema è che bisognerebbe sapere tantissime mosse, vabbè, ma all'epoca non si sapeva nemmeno che cavallo per D5 fosse sbagliata, perché non catturare il pedone? E molti ci cascano ancora adesso, molti ci cascano ora, moltissime persone anche con un elo rispettabile giocano cavallo per D5, questa mossa perde immediatamente. E Greco ci mostra come. Cavallo per F7, già nel 1600 Greco ha vinto in questo modo, re per F7, donna F3.
scacco e attacco doppio. Non si può parare con il cavallo che è inchiodato. Su re 8, alfiere per d5, pedone in più, attacco e posizione vincente. Re 6 è l'unico modo per mantenere il pezzo, cavallo c3. Il bianco ha un pedone per il pezzo, ma un attacco decisivo perché il re in e6. Oggi si considera che cavallo b4 è migliore, ma il bianco dovrebbe vincere con arrocco di 4, spalancando la posizione, il nero non ha chance. Qua sa che il bianco vince matematicamente, ora con l'analisi dei moderni computer. Il nero giocò cavallo e7 che è ancora peggio, il bianco ha arroccato, c6, torre 1, tutti i pezzi all'attacco. Fiere di 7, d4, cercando di disperatamente svilupparsi, re di 6, torre per e5, tutti i pezzi attaccano. Il nero gioca a cavallo g6 per provare a portare in gioco i pezzi e attaccare la torre, il greco continua imperterrito. E il nero, ok, se il nero prende, ok, dovrebbe perdere, non so, torre per d5, il bianco dovrebbe avere un attacco decisivo, ma il nero prende in e5, d per e5. Su re per e5 dovrebbero esserci degli attacchi da matti, per esempio, ok, come si potrebbe dare matto? Ok, si può vincere in vari modi, per esempio, non so, magari alfiere f4 su re e3, poi bisognerebbe vincere qua con, ok, per esempio, donna c3, no? Dovrebbe vincere. Su re 4 matto, su re c5 alfiere b3, re b5 scacco e matto. Ci dovrebbe esserci matto da tutte le parti, su re f5 scoperta, su re 6 entra in gioco la torre. L'avversario di greco giocò re c5, qua greco re e donna 3 fece. Re per c4, donna d3, re c5, b4, scacco matto, la fine del gioco. Bellissima vittoria di greco in 17 mosse. Vediamo, torniamo indietro, diamo un altro trucco inventato da greco. Sono i trucchi più belli, qui molti ci cascano. Fiere c4 alfiere c5, ok, qua non esiste più il fegatello, ma si può sfruttare della posizione, la posizione esposta dell'alfiere in c5, con c3 per poi fare d4, f6 d4. Ecco, oggi si sa che qua bisogna prendere, su c per d bisogna dare scacco in b4, ma all'epoca, e ancora oggi molti giocano così, ok, qua Leco giocò, qua Greco giocò di per e5, e sì, ho detto Leco per un video su Leco che ho fatto, ho fatto in questo periodo. Comunque, qua chiedo scusa per la confusione, qua di per e5 molto forte, su cavallo per e4, sembra che si sta attaccando f2, ma attacco doppio. Ops. Su cavallo per f2 attaccando la torre matto, su alfiere per f2, ora è tutto in presa. Tutto in presa e il nero perde. E per d c per d, ora in una partita il nero gioca di greco sempre, il nero ha giocato alfiere b6, ecco qua che il greco ci fa vedere il rullo compressore dei pedoni centrali. e5, allo g8, d5, tutti i pedoni alla carica, cavallo e7, d6, su cavallo c6, donna d5 e il nero è KO. Su cavallo h6, alfiere per h6 e su g per h6, donna per f7, quindi bisogna rimanere con un pezzo in meno, il che equivale alla sconfitta, e il nero ha perso in poche mosse, un'altra splendida di vittoria di greco. Ma ora vediamo uno dei trucchi più belli di greco. Alfiere b4, ecco, ora ci sono molte mosse, si può giocare cavallo d2, alfiere d2, re f1 anche, ma greco ha giocato cavallo c3, il greco ha giocato anche alfiere 2, ma cavallo c3 è la mossa più aggressiva del gambetto italiano. Ora il nero ha catturato in e4, che è la migliore, e il bianco ha arroccato. Va bene, oggigiorno si sa che la mossa migliore è alfiere per c3, su cui anche qui Greco vinse una partita. E questa è la mossa migliore, e la mossa più forte del bianco è d5, che già Greco lo sapeva nel 1620, cioè addirittura nemmeno Steinitz, il primo campione del mondo, nell'800 era sicuro che d5 fosse la mossa migliore, finché non perse una partita con Lasker. Steinitz, 200 anni dopo, il primo campione del mondo, giocò b per c3, che è cattiva perché nero gioca d5 sta già un po' meglio, ma Giochino Greco nel 1620 sapeva che d5 era la mossa migliore qui e vinse una partita che ora non vedremo, magari la vedremo un'altra volta, in un altro contesto.
ma alfiere per C3 è la mossa migliore. Ma vediamo qua, dopo cavallo per C3, la materialistica cavallo per C3, B per C3, alfiere per C3. Cosa può succedere? Cosa può succedere? E la torre è sotto attacco. Il nero ha 2 pedoni in più e si accinge ad arroccare. Il bianco ignora e ignora l'attacco, gioca donna B3. Ora su alfiere per A1, il bianco vince con alfiere per Rf8, alfiere G5, tutti i pezzi attaccano. Su cavallo E7, non so, qua si vince, so, anche con torre per A1 e poi torre 1. Il nero ha qualità e pedoni in più, ma guardiamo i pezzi del nero che assistono passivi alla distruzione totale della propria posizione. Il bianco ha una partita completamente vinta qui. Ma anche giocando così il bianco vince tutti i pezzi dell'attacco. Ora si vuole immolare l'alfiere per portare la donna all'attacco e qua il nero non si può salvare. E di fatto in questa partita la partita continua in modo simile. Alfiere per D4, ora alfiere per F7, Rf8. Ora qua probabilmente ok, alfiere G5 è forte. Su cavallo E7, torre E1 dovrebbe vincere. Ok, l'avversario greco giocò alfiere F6. Ora notiamo che l'alfiere torna in difesa, ma il bianco non ha sacrificato una torre. Il nero non ha accettato il sacrificio di torre, quindi il bianco non ha sacrificato praticamente niente. Quando parleremo anche dei sacrifici in un videocorso che sarà a breve pubblicato, capiremo che la necessità di cercare compenso dipende dalla quantità di materiale sacrificato. Se si fosse persa la torre bisognava dare matto, come sarebbe accaduto, perché ok, qua si poteva anche riprendere la qualità e vincere lentamente se il nero avesse preso la torre, ma visto che il nero non ha preso la torre, ora possiamo attaccare posizionalmente. Torre 1, andiamo a guadagnare la donna. Il nero gioca cavallo E7, alfiere H5, ora vogliamo dare matto. Cavallo G6, e ora tutti i pezzi dell'attacco, cavallo E5. Vogliamo dare matto. Vogliamo prendere in G6, vogliamo fare tutto. Ok, non si può avere tutto dalla posizione in generale, ma stavolta sì. Ora su alfiere per E5 si perde la donna, su alfiere per G5 si prende matto, su cavallo per E5, torre per E5, e si minaccia matto, ops, su G6, alfiere H6, alfiere G7, e ora, bellissimo colpo di grazia, inferto da Giacchino Greco al suo rivale, torre F5. Fine del gioco. Su Re 7 che ci sono molti modi per vincere, non so. Torre alfiere G5, guadagna la donna, infilata, cioè si vince con quasi tutte le mosse. Dopo G per F5, donna F7. Questo è un bellissimo trucco quando si gioca l'italiana, cioè a parte trucchi più semplici, ma qua il trucco del fegatello, che non si può giocare di per e prendere, ma il nero deve giocare varianti complicate perché qua perde per questo sacrificio. Dopo alfiere C5, C3, 4 e per D, alfiere B4 scacco perché alfiere B6 si viene schiacciati dal rullo compressore di pedoni di Greco. Alfiere B4, cavallo C3, cavallo per. Arroco qua, alfiere per C3 è la mossa da fare, che è meno naturale. Dopodiché D5 porta complicazioni, ma allo per, B per prendere il proprio pedone non va bene. Qua, come dico sempre, è meglio morire a pancia piena, ma sì, a volte l'indigestione può essere pericolosa. E qua donna B3 per sacrificare la torre, prendere in F7 e continuare l'attacco porta alla catastrofe per il nero. Quindi bravissimo Gioacchino Greco, il più grande giocatore del Rinascimento, il più grande giocatore italiano della storia, che è stato forse il miglior talento mai esistito. È sorprendente che la mente un giocatore di scacchi potesse concepire queste idee 400 anni fa, che forse giocava addirittura meglio dei primi campioni del mondo dell'Ottocento. Sorprendente. Va bene, spero che questo breve cenno storico vi sia piaciuto e alla prossima. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!